Euroregione News. Codroipo in bicicletta, 27 maggio 2018. Una domenica mattina, pedalando in compagnia di qualche migliaio di ciclisti in giro per il Medio Friuli, la manifestazione, che da tantissimi anni diverte e consente di scoprire luoghi affascinanti della natura e strutture prestigiose come Villa Manin, partirà alle 10 da Piazza Garibaldi a Codroipo. Tutto il ricavato della manifestazione, grazie alla partecipazione degli sponsor, sarà devoluto all'associazione La Casa di Joy Onlus. Anche quest'anno l'amministrazione comunale di Codroipo, insieme alla Proloco Villa Manin, ha deciso di organizzare per la 37esima edizione della Codroipo in bicicletta. Quest'anno tutto il ricavato verrà devolto in beneficenza. La novità di quest'anno sostanzialmente il percorso cicloturistico, come ogni anno, non si svolgerà solo sul territorio comunale di Codroipo, ma toccherà tutte le campagne dei comuni vicino, di cui vi porto i saluti dei sindaci che oggi non possono essere qua, il comune di Camino e il comune di Varmo. A metà delle tappe, come ogni anno, ci fermeremo a fare un ristoro al ristorante da Toni, sempre gradito sponsor che appoggia da diversi anni questa manifestazione. Si ringrazia quindi la Proloco Villa Manin, che continua a dare un grosso sostegno all'amministrazione comunale per l'organizzazione di questi eventi, che in questo evento si concluderà ai giardini pubblici codroipesi con il ristoro, le premiazioni dei numerosi gruppi che parteciperanno alla Codroipo in bicicletta e con tutti i riconoscimenti di chi parteciperà a questa manifestazione. Quindi invitiamo tutti a partecipare domenica alla Codroipo in bicicletta, qui alle 10, pronti per la partenza e per passare una bella giornata tutti insieme. La Casa di Joy è un'associazione Onlus che si occupa di bambini malati oncologici. Noi ci occupiamo dei bambini nella fase della malattia e dopo la malattia. Ringrazio la Proloco di Villa Manin e soprattutto il presidente Felice per aver destinato il ricavato della manifestazione alla nostra associazione, ma soprattutto per aiutare un progetto, il viaggio di Tommaso, che sarà un viaggio all'estero. È un bambino malato oncologico che andrà a fare le cure all'estero. La Casa di Joy si è presa in carico questo progetto e Codroipo in bicicletta ci aiuterà a realizzare questo viaggio. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.